Ciao carissimi e bentornati, questo è il 75esimo episodio della nostra serie che finalmente può riprendere con un po' più di frequenza. Nei giorni scorsi, oltre alla tesina, ho avuto un altro contrattempo perché il mio computer è stato infestato da un virus, almeno così sembrava, perché poi ho scoperto che questo virus in realtà andava a colpire il modem e perciò non veniva rilevato nessun antivirus e perciò insomma per alcuni giorni sono stato privato di internet. Però penso che nei prossimi giorni potremo fare episodi più regolarmente e, possibilmente riprendere anche la partita con Bisanzio. In questo episodio ci sarà una sorpresa riguardante l'inno d'Italia, creato da me, dell'Italia, insomma di questa Italia. Ehm, E, spero almeno che ci sia, secondo i miei programmi. Allora, però intanto riprendiamo la nostra partita. Ci stanno tornando due diplomatici. Allora, io credo ho già un buon piano su quello che dovremmo fare. Beh, prima di tutto io direi di distruggere questi ribelli e di dichiarare guerra a questo stato. Ma per farlo pensavo di scatenare una crociata, dato che abbiamo ancora questo privilegio, non perdiamo l'occasione, insomma. Invece per quanto riguarda la guerra contro i Savoia, io spero che la Francia mi ceda più province possibile, soprattutto Cuneo e la Savoia vorrei, perché il Piemonte non ci può essere ceduto, credo. Ma che curiosità, la Savoia è molto più ricca che non Torino. Il Piemonte, va bene. Ehm, beh, speriamo di poterlo fare, se non altro. In modo che nella prossima guerra magari potremmo... No, in realtà non cambia molto per la prossima guerra. No, pensavo alla vassalizzazione, ma in effetti forse ci conviene mantenerci possibilità di vassalizzazione per questi stati, Algeri e Tripoli, che hanno costi accresciuti per quanto riguarda l'integrazione. Poi dobbiamo anche debellare questi ribelli. E stavamo raccogliendo gli uomini appunto per questo. Va bene, allora io direi che possiamo riprendere. Eccola. No. Sti francesi non ci hanno proprio voluto favorire. Mm. Han chiesto solo un sacco di soldi alla Savoia. Eh, ok. Dovremmo vedere anche di dichiarare guerra alla Savoia. Noi la prossima volta, senza aspettare che sia la Francia. Penso che sia il momento giusto di dichiarare qualche guerra, in modo che, perché finché la Francia ha le mani in mano c'è da preoccuparsi che dichiari guerra lei a qualcuno diverso da quelli che desideriamo. Allora, però io direi per prima cosa di scomunicare. Allora, non di scomunicare, di dichiarare una crociata. Mi dispiace, ragazzi. Non sono contenti che abbiamo dichiarato la crociata, ma penso. Allora, un nuovo governatore, vogliono, non gli va bene Galilei come governatore. Vabbè. Nuovo monarca. Allora. L'ANSA ha dichiarato guerra alla Danimarca, il nostro alleato, ricorderete l'ANSA. Però, ecco. E per qualche ragione è minacciato da noi. Speriamo che gli muoia il re il prima possibile perché abbiamo la possibilità di mandare in trono al governo dell'ANSA un altro dei nostri familiari, quindi sarebbe un'ottima opportunità per espandere la nostra dinastia. E stavo considerando, no, l'Eride non è migliore, è uguale come capacità. Però l'erede ci potrebbe permettere di prendere questa decisione che stiamo insomma sperando da tempo di poter prendere. Dov'è che è? Revoca lo statuto, com'è?
la revoca degli appelli, insomma. E serve esatto una capacità diplomatica almeno i 4, un teologo, che non sarebbe difficile per noi a prendere, poi migliori relazioni con lo Stato e la Chiesa, queste sarebbero più difficili, dato che è ostile. Allora, iniziamo a dichiarare questa guerra. No, scherzo. Forse ci conviene aspettare che arrivi l'esercito. Allora, che cosa possiamo fare con questo diplomatico? Magari miglioriamo un po' le relazioni con l'ANSA? No. Con la Svezia. Potremmo anche offrire un'alleanza, ma forse per il momento è meglio di no. Siamo rimasti un po' indietro nella tecnologia militare perché la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria e forse anche altri, anche l'ANSA. Vabbè, un bel po' di stati sono più avanti di noi che siamo solo a livello 16. Probabilmente questo era dovuto, se ricordo bene, al fatto che non abbiamo ancora completato le idee offensive, il che naturalmente ci sta lasciando indietro di parecchio. Ecco qui, direi che possiamo anche tenere i nostri alleati. Bene, abbiamo finalmente liberato una provincia in modo da poter assediare l'ultima, sperando che non si rivoltino perché sarebbe un po', siamo un po' sguarniti. Allora, qui siamo arrivati, io direi di lasciare quel che basta per un assedio e andare ad attaccare questi ribelli e poi anche congiungerci direttamente. Allora, i nostri... Allora, tra l'altro dovrebbe essere arrivata la flotta. No, è ancora in avvicinamento. Dove sta andando? Un secondo. I Caraibi. Secondo te dove sono i Caraibi flottano? Fammi capire. Sono qui i Caraibi, perché mi vai al di là dei confini del mondo? Allora, qui abbiamo attaccato con grande successo questi nemici. Ok, un'altra provincia. Allora andiamo qua e penso che avremo finalmente la meglio. Allora, qui abbiamo questo continuo che diventa grave adesso, quindi direi di provvedere rapidamente. Prima, allora, richiamiamo direttamente questo diplomatico. Allora, qui il limite di supporto è solo 14. Allora vediamo di compattare l'esercito. Abbiamo perso tutta la manodopera quasi. In maniera un po' assurda perché non abbiamo fatto quasi niente. Non si sa come abbiamo fatto a perdere così tanti uomini nella nostra guerra contro l'Ungheria, a quanto pare. Allora, vediamo un po' anche qui di sbarcare prima che sia tardi. C'è un po' di... gli inglesi hanno scoperto il nostro agente. Questo non ci voleva. Vabbè, niente di gravissimo comunque. Speriamo non entrino nella coalizione contro di noi. Allora, all'attacco, all'attacco. Ojibwe o Ojibwe, non saprei come pronunciare questo stranissimo nome. Non avevate anche una federazione? Sì. Non sappiamo quello che succederà. Nessuno vuole aiutarci. Abbiamo solo 2 alleati, ma penso. Ok, a casa non l'hanno presa bene. Allora. No, 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 no. Zapotec. Beh, stanno per fortuna arrivando dei rinforzi. E magari noi possiamo a sto punto... Questi sono a livello 8. Non serve il nostro generale qua. Forse è più saggio posizionarlo. Qua arriviamo semplicemente tra 3 giorni. Ce la possiamo fare, insomma. Anche se siamo in minoranza numerica.
Allora, anche qui si sono ribellati. Dovremmo riuscire a resistere. Allora, e infine c'è stata questa rivolta. Aspettiamo un momento magari per agire qua. Qui siamo finiti bloccati. La Liguria, eh? Siamo stati in guerra noi? No. Mm. Direi che possiamo puntare all'annessione alla Liguria. Non abbiamo tregue, giusto? Mm. Prima che lo faccia ancora la Francia, dichiareremo guerra alla Liguria. Questi da dove... Cosa stanno? È la nostra provincia, eh? Questo stato è lo stato di Nuova Venezia. E dov'è il suo esercito? Vedo che non ha un esercito. È un'ottima idea non avere un esercito, buono. Ah no, lei qui, ecco. Speriamo che ci arrivi. Speriamo. Naturalmente, magari lasciamo qualche reggimento in retroguardia. Credo possa essere una buona idea nel caso più avanti avessimo bisogno del leader. Ecco, e tra l'altro stiamo finendo ecco, queste colonie. Abbiamo i benefici della crociata, quello che aspettavo da tempo. E io direi a sto punto di andare a colonizzare questa. Tra poco dovremmo anche concludere altre colonie, quindi... Allora, sembra che vada tutto per il meglio. Ci siamo anche parecchio arricchiti, quindi tra poco vedrei anche di costruire qualche edificio. Qui possiamo attaccare. Voi andatevi già a posizionare qua. Allora, abbiamo vinto, bene, alla fine ce l'abbiamo fatta. Qui dovremmo esattamente posizionarci. Ecco, voi dovreste unirvi invece alle altre flotte. Dovrei avere altre due flotte, ecco. Ok, abbiamo vinto anche qua, però abbiamo avuto le ingenti perdite, quello che non volevamo, insomma. Allora, qui abbiamo vinto con grande rapidità. Va bene. Anche qui. Ecco la sorpresa.
Eccoci qua di nuovo. Questo era l'inno all'Italia di Gonzaga cantato dalla mia amica Sara, che ringrazio per questa performance. E allora avevo pensato di inserirlo anche in questo video. E naturalmente se qualcun altro vuole fare una sua registrazione e spedirla, io lo inserisco molto volentieri nei video. Allora, riprendiamo però da dove eravamo rimasti, cioè dall'invasione, direi che... Ok, qui abbiamo vinto, speriamo non cada proprio oggi. Ok, anche qui abbiamo vinto. Torniamo un attimo. Stiamo un po', come dire, un giorno in una parte del mondo, il giorno dopo da quella opposta. Allora, vediamo un po'. Non siamo in guerra? Esattamente. Ok. Qui può reggere fino a 19. Bene, siamo assolutamente a posto. Quindi abbiamo 4 nemici: Blackfoot, Comanche e Navajo. E naturalmente non mi ricordo mai come si chiamano questi. Allora, Comanche sono qui, mentre gli altri sono qua. No, qua, ok. Sono piuttosto lontani. Io spererei di cavarmela abbastanza semplicemente, senza dover ricorrere. Allora, fa troppo... cioè senza dover affrontare tutti i nemici sostanzialmente. Qui ci stiamo preparando a colonizzare questo territorio. Poi dovremmo anche andare indietro a far fuori questi patrioti irochesi. L'Austria ci sta fregando i cardinali qua. Io direi di portarci un po' avanti per sicurezza. Ok, abbiamo liberato una nuova provincia. Ma sta Austria non scherza, eh? Vabbè. 90. Adesso voglio vedere se ce la fai. Ok. Abbiamo ingaggiato i nemici a Tunisi, ottimo, prima che la provincia cadesse. Grosse perdite, eh? Sono forti questa gente. Allora, vediamo. Ecco, adesso che abbiamo fatto fuori i tunisini. Però siamo davvero sfortunati. Questo arriva il 7. Ah, volevo mettere il generale. Però un modo c'è, guarda. No, non c'è. Non ci credo. Vabbè, e a sto punto dobbiamo lasciare un'altra unità indietro. E le assegneremo domani il generale. Ok. Allora, la mandiamo a Siena, dai. Allora, qui il generale. A me. Qui comunque non c'è bisogno di aspettare, siamo molto rapidi nell'avanzata. Ok. E questa è la provincia che dobbiamo assolutamente conquistare con grande rapidità. Non abbiamo grande quantità di cannoni, purtroppo. I Comanche non hanno esercito. Allora, vediamo un po' se invece ci stanno invadendo qualche regione sconosciuta, magari. Allora, Comanche hanno 4.000 uomini, ma dove, la domanda è dove? Beh, dovremmo comunque essere abbastanza al sicuro. Ma per prima cosa io
Vedrei se sono già disposti alla resa senza doverli occupare, dato che dobbiamo solo chiedergli denaro. Poi io come missione vorrei avere presenza in India, tanto per avvicinarci agli obiettivi orientali, però a quanto pare non sarà facile. Tutte queste province sono state conquistate dall'impero Vijayanagar. Vijayanagar. Non so sempre come si pronuncia J, però immagino che essendo il nome inglese lo pronuncino con la G. Vabbè. Ecco, qui abbiamo un'altra necessità generale. Quindi mi sa che lo toglieremo da qui un momento, dato che dobbiamo fare anche il passaggio via mare. Questo generale non scherza. Purtroppo non abbiamo molte alternative. Già. A meno che usare la flotta. Ci risparmierebbe un po' di morti e dato che non la stiamo utilizzando per altro, la possiamo utilizzare per questo importante scopo. Allora vediamo se il Portogallo è ancora in quella fase di successione disputata. Sì. Potremmo avere un po' di fortuna, non si sa mai. Magari riusciremo a impadronirci, insomma, No, non possiamo chiedere niente. Del trono o dell'Anso del Portogallo. Ahie. Ah, bene, bene. Invece è un buon evento perché aumentiamo il mercantilismo. Abbiamo di nuovo un casus belli contro l'Inghilterra. E diciamogli pure al nostro diplomatico spia di fabbricare nuove pretese. Qui si è abbastanza ripreso anche questo. Allora vediamo un attimo se possiamo reclutare qualche nuovo. Cavoli, abbiamo perso no, no, solo 2 reggimenti. Io direi di reclutare. Qui dovremmo anche. Vabbè. Io ho dimenticato per un mese o 2 questa cosa. Allora, quanto abbiamo guadagnato ultimamente? Quant'è che cambia soprattutto? 20. Allora, conversione ha avuto successo. Proviamo a convertire. Perché no? Costantino. E mandiamo di nuovo il mercante a Venezia. Ecco che senza questo mercante siamo rovinati economicamente. Invece adesso guardate quanto guadagniamo. Potremmo anche permetterci qualcuno di più ricco. La Svezia si è alleata con l'Inghilterra. No! Direi di migliorare un po' le relazioni con la Svezia. Penso possa essere una buona idea. Ecco, qui sembra che la rivolta sia sedata finalmente. Purtroppo ci c'è scappato qualche Maya. Allora, vediamo un po' di migliorare le relazioni prima che si avvicini troppo all'Inghilterra e prenda a odiare pure noi. Allora, questa guerra però a quanto pare sta andando meglio per la Danimarca che non per l'Ansa. Può essere. Strano perché hanno anche migliore livello, però. Ah no, eccolo qui l'esercito, dove è finito? La Sassonia. Stanno anche attaccando la Sassonia, mentre la Turingia è dalla parte dell'Ansa, secondo uno strano schema di alleanze. Allora, noi miravamo anche alla conquista del titolo imperiale, in effetti. Però finché non muore il giovane re, non morirà mai, conoscendo la mia fortuna in questo caso. Qui c'è una nuova ribellione. Ui.
Eccolo. Purtroppo siamo stati attaccati. C'è un reggente. Gli ottomani sono governati a un reggente. Ottima notizia. Sono ancora più deboli e presto, quindi possibilmente li distruggeremo. Ok, ce la siamo cavata con 2000 morti. Allora, vediamo un po' di sistemare questi. L'Austria ha lasciato la coalizione contro la Boemia, male, perché potrebbe invece scegliere di aderire a una coalizione contro di me. Allora, qua vediamo l'esaurimento di guerra quanto sta salendo. Molto troppo. Allora, vediamo un po'. Però l'assedio anche sta andando bene. Io direi di staccare 3000 uomini e mandarli ad assediare qua. Barzagli, però io lo manderei qua a Barzagli a sto punto. Il diplomatico ci serve. Cos'è che volevamo fare? Ma io direi fabbricare pretese. Su Genova abbiamo già fabbricato tutte le pretese, tranne queste. Allora, questa è la Crimea. Crimea. Ma iniziamo a fare pretese su Azov. Allora, qui siamo pronti. Comandante, un comandante, penso che potrebbe farci comodo. Però in realtà anche i costi diminuiti ci fanno comodo. Allora, facciamo un po'. Allora, ci manca solo l'arsenale navale come costruzione speciale. Ah no, queste sono le costruzioni, sì. Però direi che per Venezia potrebbe essere una buona idea l'arsenale navale. Benché non sia una costruzione che aumenti le tasse, naturalmente. Questi ci danno solo manodopera locale. Se non sbaglio in Tirolo dobbiamo mettere la manodopera, dato che abbiamo costruito. Esatto, qui abbiamo una manodopera pazzesca. Allora, vediamo dov'è. Qua. Manodopera, esattamente. Anche a Roma abbiamo molta manodopera, quindi potrebbe essere utile costruire questo. Lombardia, Venezia, sì. Ma sì, aumentiamo la manodopera in un po' di province. E iniziamo a far questo. Allora, vediamo come va l'assalto qui. Ma sì, accordiamoli pure. Preferisco aver poche perdite. Ok. Gian Gastone, puoi lasciare il tuo ufficio. Voi andate a Nizza. Abbiamo perso un'altra pretesa. Ok, abbiamo liberato una provincia. E un'altra provincia. Allora, io direi di mandare questi. Ecco, dai. Blackfoot ci stanno attaccando, come anche i Comanche. Comanche, se si pronuncia così. Allora. Esattamente. Qui, oh mio Dio, più 11 al mese.
Vediamo di sbrigarci. Vediamo se questo mese abbiamo già successo. Cioè abbiamo una discreta possibilità di farcela. Tanto si è ingrandita la Bavaria. Vabbè, una cosa abbastanza anche normale. Non se l'è cavata molto bene finora nel gioco, possiamo dire. Non è andata bene invece qua. Su dei Viet. Ragazzi, vi devo cancellare perché fate troppe guerre. Potremmo anche pensare di attaccare l'Algeria per vassalizzarla. Sono alleati però. No, non sono alleati con nessuno. È il momento adeguato, allora direi. Prima che li attacchi magari qualcun altro di meno gradito. Allora, qui invece come vanno i portoghesi? Producono oro, fantastico. Allora, io direi di far passare un altro mese, vedere se abbiamo successo in questo assedio e in caso contrario tentare. Abbiamo fabbricato le pretese, cioè in caso contrario chiudere magari anche l'episodio. Allora, non mi ricordo bene che proporzione, volevo fare 20 4 16 se non sbaglio. Non è esattamente ben bilanciato. Magari vedendo anche l'estensione delle nostre altre potremmo dividerle in due queste. E io direi di creare in queste province qualche cavaliere. Allora, se riusciamo a farlo con questo magari siamo anche più rapidi. E penso che poi basta perché supereremmo il limite. Non possiamo fare altri 2 cavalieri volendo? Sì. Allora, dov'è che eravamo? Dov'è che sono le nostre non mi ricordo bene quali erano i nostri luoghi di reclutamento privilegiati, ma se ben ricordo. Allora, vediamo un po'. Sempre le costruzioni, queste sono invece costruzioni di base. Aspettate che. Ok. Queste qui, va bene. Le costruiamo qui. Questa era è una cosa che adesso con la nuova patch non è più valida, ma un tempo reclutando esatto gli uomini dove si hanno specifici edifici c'era un costo ridotto che poi si traduce anche in un minor costo di mantenimento, quindi molto comodo costruirli in queste province, reclutarli più che costruirli, direi. Poi nello scorso episodio c'è stata una. No, mi sa che non possiamo abbandonare queste regioni perché c'è stato un nuovo focolaio di ribellione. Accidenti. Allora, cosa è successo? Ci sarà stato qualche evento negativo. No, nello scorso episodio dicevo che abbiamo potuto finalmente prendere questa idea che ci sarà davvero utile per espanderci con una rapidità mai conosciuta. Però adesso chiudiamo l'episodio, vediamo un po' come va l'assedio. Prima. Finita l'autonomia locale. Allora, ecco, non abbiamo Giangastone utilizzato per altri fini. Maledetti austriaci. Allora. Come osate anche solo competere con noi? Abbiamo avuto successo, ragazzi. Finalmente. Facciamo un po' una cosa circolare. Abbiamo conquistato la capitale di questi nostri nemici e direi che pagheranno cara la loro sconfitta. A questo punto, dai, possiamo anche manare la pace. Anzi, manteniamo
Io direi di fare un po' di esplorazioni però, prima di chiudere la nostra missione in questi luoghi. E allora prendiamoci tutti i soldi, guarda, 1600 ducati, direi che è un'ottima idea, ma mantenete pure le vostre inutili alleanze. No, non lo so, vabbè, cancellate le alleanze, non lo so cosa volete fare, dateci tutto e siamo contenti. Va bene, facciamo pace allora, poi non potremo più passare, piccolo particolare. Rimarremo per sempre bloccati. No, forse... No, vedo, certo che dobbiamo far... Allora, io rimanderei a sto punto le esplorazioni. Arriviamo un po' troppo tardi. Sì, facciamo pace. E poi si vedrà cosa fare. Allora, iniziamo a inviare la domanda. Ok, e naturalmente a questo punto però dobbiamo richiamare di nuovo questo diplomatico perché dobbiamo far pace anche con loro. Ok, voi siete in esilio, ecco, ottima idea, quindi potete tornare da dove volete. Voi invece non siete in esilio, dovremmo dichiarare guerra al Portogallo, questa è l'idea migliore, credo. E poi anche alla Spagna, perché abbiamo un sacco di roba da conquistare in queste regioni. Va bene, allora intanto vi saluto, alla prossima e buon divertimento.